Io, lo diceva prima chi mi ha preceduto, tutti, Enrico compreso, noi vorremmo una politica diversa. Com'è una politica diversa secondo voi? Secondo me è una politica informata, partecipata, non la lontananza. E quando una situazione come quella che sta vivendo il nostro Veneto è una situazione di crisi anche economica così importante, così grave, mai vista, che chiede una svolta radicale anche negli obiettivi, nella concezione del vivere, io credo che dobbiamo anche prefiggerci onestamente di dare finalmente un esempio di una politica diversa. E allora io vi dico questo, chiederò al mio partito, qualunque sia il candidato che loro vorranno sostenere, e chiederò che a ciascuno di noi, di voi, a chiunque andrà a votare per le regionali, che si chieda espressamente al candidato che sceglieremo di portare al Consiglio regionale, il giorno dopo l'elezione, la modifica della legge numero 5 del 1997. Cosa dice questa legge? Questa è la legge che fissa gli stipendi dei consiglieri regionali, degli assessori regionali, della Presidente della Regione. Allora scoprirete che noi abbiamo una delle regioni nelle quali i consiglieri prendono più soldi di tutta Italia, insieme con il Piemonte. Non è una bella cosa. Diciamo che sono troppi 10.000 euro al mese, più altri 3.500 solo di retta, più tutta una serie di benefit, più una serie di privilegi. Pensate che persino i conti chilometrici, quelli che sono previsti, a parte che a Venezia si va in treno, no? Vabbè. Comunque, chi ci vuole andare in macchina a tutti i costi, il calcolo che fanno per calcolare il costo chilometrico è quello dell'ACI e fin qui va bene. Quello che non va bene è che è il doppio del numero dei chilometri percorsi. Insomma, io credo che ci sia una morale che va spesa fin da subito anche nella rappresentanza politica regionale. Perché quando Io dico che un esempio vorrei dire molto dignitoso, per non dire anche lì comunque buono se non eccessivo, ce lo dà l'Europa. L'Europa ha calcolato quest'anno lo stipendio degli europarlamentari abbattendo quelli italiani che come sapete erano tutti molto arrabbiati e portandolo a 5.000 euro più il resto. Come dire, se noi ci avvalessimo, siamo europei, vogliamo esserlo solo quando conviene? No, siamo europei sempre. Prendiamo a riferimento lo stipendio che l'Europa ha dato come riferimento per tutta Europa per i consiglieri per l'Europarlamento. Stessa cosa la applichiamo sulla Regione del Veneto. Un altro meccanismo è quello dei costi della Regione del Veneto, quelli complessivi. Abbiamo detto che siamo federalisti, benissimo. Come si può dimostrare che siamo davvero federalisti? Per esempio, offrendo una maggiore autonomia a province come il Bellunese, che ne hanno assoluta necessità, concedendo ciò che è già previsto da una legge da 7 anni a questa parte, che l'urbanistica venga gestita direttamente dai comuni delle province. Punto. Cominciamo a dire che abbiamo una regione sovradimensionata e cominciamo da questo punto di vista a dimostrare che ciò che vogliamo è una regione che dà gli indirizzi, che fissa gli obiettivi, che è in grado di controllarli, che apre il Consiglio regionale alla partecipazione popolare, nel senso che viene e spiega, perché la politica è questo, non è stare chiusi dentro in una stanza, ma è venire a confrontarsi continuamente con i territori. È venire a dire agli agricoltori perché gli diamo l'obiettivo di fare un'agricoltura biocompatibile e che cosa gli offriamo per farla. Dargli le garanzie per il sostegno delle loro piccole e medie aziende in maniera tale che ci sia un continuo rapporto che permetta a ciascuno di sentirsi cittadino di questo Veneto a pieno titolo, azienda e quindi, come dire, motore del lavoro di questo Veneto, garantito per questo, da questo punto di vista, e pienamente consapevole di avere una classe politica
che è degna di questo nome perché sa di svolgere un lavoro di servizio e non un ruolo di assoluto potere, lontano da ogni logica. Ecco, a me piacerebbe semplicemente chiuderla qua. Io vi dico che sono sicuro che il Veneto è fatto da gente piena di buona volontà, da uomini e donne di buona volontà. È fatto da gente che è capace più, se vogliamo, di altri luoghi in questo paese, di guardare avanti anche con il senso proprio della scoperta, del vivere meglio, del vivere tutti e del vivere bene insieme, del sentirsi comunità e partecipe. Io credo che questa sia una terra meravigliosa e debba per questo essere abitata dalla bellezza, dall'ingegno e dalla speranza. Grazie.